Marina Rey, Costa. Pronti? Sì. Si parte. Nuovo giro, nuova Sì, corsa. eccoci qui. Costa Rey. Stiamo arrivando a Costa Rey. Tra poco raggiungeremo il resort Marina Rey, dove siamo già stati qualche anno fa. Andiamo a vedere com'è questo posto, se è cambiato qualcosa. Oggi c'è un po' di maestralino, vediamo come sarà la spiaggia e andiamo un po' a riposarci qualche giorno. Costa Rey. Eccoci arrivati, Marina Rey Beach Resort, 50 minuti da Cagliari e siamo giunti a destinazione. Adesso qua in fondo ci dovrebbe essere l'ingresso e il mare sembra abbastanza incavolato, si vede un bel maestrale in fondo con le creste bianche. Speriamo di avere un pezzettino riparato così da poterci fare un bel bagno anche al mare. Abbiamo fatto il check-in, questa è la nostra stanza 801, andiamo a vedere com'è. Eccoci, questa è la nostra cameretta. C'è Gabriele, il letto a castello. Togo? Ehi, bel fresco, bellina. Carina, carina. C'è il terrazzino. Non è male, una bella vista sui monti. Dai, non ci possiamo lamentare. Poi abbiamo la scala qui giù. Ci porta subito sotto al ristorante e alla piscina. Bene, bello questo armadietto stile sardo, tetto bellissimo in legno e un bello split Daikin per rinfrescarti. C'è anche un bel profumo in stanza, carina. Andiamo a vedere la terrazzina, è pulitissima, la stanza è di una pulizia incredibile. Tavolino, qua c'è anche zona fumatori ma a noi non serve. Persiane, la stanza è proprio nuovissima. Gabriele aveva già preso postazione nel suo letto, quindi dormirai in alto così. Sì. Il letto è molto anche il bagno ultra pulito, una bella doccia grande, carino. Ecco la finestra soprattutto, che è una cosa, un surplus. Adesso scendiamo, qua c'è la zona bar, carina. Ecco, c'è la piscinetta che non è enorme però è carina. In fondo c'è la spiaggia. Adesso andiamo a farci una passeggiata qui e poi scendiamo in spiaggia a vedere com'è. Qua abbiamo il vialetto che ci porta al mare. Si può fare una passeggiata di qualche metro, anzi qualche centinaio di metri, non mi ricordo. Oppure prendere la macchinetta che si vede in fondo. Cosa dici Gabriele? Andiamo a macchinetta? O a piedi? A piedi? C'è una passeggiata? La mamma ce la farà. Ecco qua, questo è il viale che porta al mare, è recintato. Poi c'è un altro hotel. Qua c'è Laura che passeggia verso il mare. Gabriele, velocissimo. Questo viale è fatto apposta per meritarsi la cena, vero? Sì. E niente, dai, adesso andiamo a vedere il mare, speriamo bene. Ci sono delle belle creste bianche in fondo. Non so se si vedono. Guarda il cappello in fondo. E la macchinetta in arrivo. C'è in spiaggia. La sabbia è molto bella. Questa di Costa Rey. Il mare è spettacolare oggi. Qua col maestrale è un disegno. Che bello. Wow. E ora direi che ci facciamo un bel bagno in questo paradiso terrestre.
le 6:30 di sera, un mare stupendo. Adesso andiamo a vedere questa piscinetta qua resort. Bel bagno in piscina qua al Marina Rey. Guarda che un foto che tira per culo. Siamo al ristorante, il vino è molto buono, un po' di verdura, un po' di tutto. Siamo in compagnia. Il cibo è abbastanza buono, adesso ci stiamo un po' orientando su cosa da mangiare. Il vino bianco buonissimo. E adesso passeremo al dolce. Ho assaggiato antipasti primi. I secondi erano abbastanza gradevoli e quindi adesso ci aspetta da questa parte. Dove lo c'è? Ci siamo. Dov'è che sta? Che fa così. Animazione. Bravissimi. Bravi. Allora, fateci sapere. Un agnello? Mi faccio apro? Buongiorno, ore 8, andiamo a guardare il mare e ci facciamo anche un bel bagno. Passare da qui per la piscina che è ancora chiusa, c'è già qualche bimbo in giro e poi tra un po' andiamo a fare colazione. Ma io una nuotatina mattutina la faccio molto volentieri, quando il mare è vicino. Eccoci qua, il primo mare, primo mattino, bellissimo. Qui stiamo dormendo in rada qua. È cambiato il vento completamente rispetto a ieri. Siamo entrati vento da sud. Signori, ora si va a fare colazione. Ecco il posto. Adesso arriviamo e facciamo una bella colazione. Giro in macchinetta. Servizio navetta. Laura.
Ricetta sarda, questo è un cavolo ricco di sede. Oggi cena sarda, ricotta, mustela. Questi sono i culurgiones e gnocchetti fatti con sugo al cinghiale e di vino. Ci godiamo una bella serata. Gabriele è arrivato. E noi ci mangiamo anche una bella seada per chiudere la cena in bellezza. Buone seadas. E ora ci beviamo un po' di mirto sardo e limoncello. Qua c'era il maialetto in fondo. Insomma, una bella cena sarda. Questo è il ristorante. Un'altra giornata in spiaggia. Oggi il mare è incredibile. C'è un venticello leggero, i bambini stanno giocando, c'è una brezzolina leggera, è un sogno. Un sogno. Che colori. Bellissimo. Siamo a Costa Rey, al Marina Rey Resort. La cosa incredibile è che in fondo la spiaggia è quasi deserta. C'è uno spazio enorme dove non c'è praticamente nessuno. Bellissimo. Ora abbiamo il tavolo fuori, in vista piscina, stiamo pranzando, cerchiamo di mangiare leggeri ma spesso non ci riusciamo. Ho preso un po' di pasta al ragù, La pasta c'è con cozze, insomma un po' di tutto. tortellini. Buon pranzo. E adesso dopo pranzo ci andiamo a mangiare un bel caffè. L'obiettivo è un po' sporco, vediamo qui si va meglio. Bambini che fanno da monelli. Adesso andiamo al bar, ci prendiamo un bel caffè. Fai una corsetta, non te la fai. Adesso un aperitivino col piano bar. E anche questa serata volge al termine. E ora ci godiamo quest'ultimo tramonto. Domani si riparte. Molto bella anche questa vista. C'è l'altro pezzo di villaggio. Qua in fondo invece c'è il mare.
We gonna make you feel alright. Came to rock this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, look at your body, I get straight to the night. Oh, you want this party? Oh, you want it now? Sweet boy, rock your body, 'cause I'm gonna make you. Buongiorno, anche oggi si va al mare, ultimo giorno, faccio ancora paccio, è presto, sono le 7:30, 8:20, andiamo a fare una passeggiata in spiaggia. Che dire, qua al Marinare ci siamo trovati abbastanza bene, il posto è carino, molto pulito, il mangiare è buono, l'unica cosa che c'è un po' di gente questo periodo, quindi a me non piacciono i posti stracarichi, quindi un po' ticoso. Per il resto bello, la spiaggia è molto bella, la sabbia è bellissima, il mare è bellissimo, l'ho trovato anche un tempo buono, il cielo oggi è stupendo, pulito, quindi non ci possiamo lamentare. Mangiare è buono, diciamo poca varietà, deve essere un po' più vario, però dai, non ci lamentiamo. Ecco un intruso. Ma questa cosa dentro ha qualcosa di gonfiato. Vero? Gabriele, stiamo andando in spiaggia? A vedere il mare? Sentiero che ci porta alla spiaggia. L'unico difetto qua è che gli ombrelloni purtroppo, se c'è molto vento, non vengono aperti. Quindi questi andrebbero modernizzati, migliorati. Però dai, nel complesso sono più gli aspetti positivi di quelli negativi. Sì. Bello. Mattina è bellissimo, non c'è nessuno. Guardate che mare. Olio. Ciao! Ciao! E adesso ci facciamo un tuffo. Papà se la fa, vero? Mare bellissimo. Nuotatina fatta in questo mare bellissimo. Adesso è arrivato il trattore che pulisce la spiaggia, perché purtroppo è pieno di incivili che continuano a buttare cicche, ma soprattutto plastica e altre schifezze. Nonostante sia un posto favoloso, qua c'è sempre qualcuno che non rispetta le regole. E vabbè, e quindi che dire, dopo questo bagno adesso possiamo andare a fare colazione. Questo è il trattore, fa il giro e nulla, quindi questa struttura promossa, si sta bene, piccolina, curata in ogni dettaglio. L'unica sporcizia che trovi è quella fatta dalle persone maleducate. Per il resto è veramente tutto pulitissimo e tenuto bene. E anche il personale è molto cordiale, molto simpatico. I ragazzi, i bagnini, quelli dell'animazione sono davvero simpatici e anche divertenti. Sono ragazzi molto giovani, quindi stanno imparando, però sono ben organizzati. E niente, va bene, adesso andiamo a fare colazione e poi altro giro, altra corsa, la sera si torna a casa. Si viaggia veloci, Ah, bella aria fresca.
Vediamo se vediamo il topo. Vediamo chi la becca per primo. Ultimo giro in trainino. Papà, è la mano in mezzo. Certo. Ciao Marina Rey. Ciao Marina Rey. Mi raccomando, seguite il canale, ricordatevi di mettere un bel like se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!